Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. In questi mesi non si fa altro che parlare di migrazioni e di immigrazione. Al di là dei toni populisti e propagandistici usati da qualcuno, questo è davvero il tema di questi mesi, se non di questi anni. In questo preciso momento, centinaia di migliaia, se non milioni di persone dal Medio Oriente e dall'Africa centrale sta cercando di raggiungere le coste di Lampedusa e di raggiungere l'Europa. A spingerli le guerre, la fame, la persecuzione etnica, tribale e religiosa, la speranza di un futuro migliore, ma anche la speranza di un futuro tout court. Per un numero considerevole di questi, la questione non è vivere meglio, ma è sopravvivere ed è vivere. Il tema dell'emigrazione dovrebbe essere un tema tanto caro a noi italiani che abbiamo vissuto questo dramma sulla nostra pelle. Quando parliamo di emigrazione italiana non dovremo solamente pensare ai transatlantici diretti in Argentina o negli Stati Uniti, ma anche a forme di emigrazione più vicine, più locali, ma assolutamente per questo non meno drammatiche. Ci riferiamo infatti alle miniere di ferro del centro Europa, alle miniere di carbone del Belgio, dove la tragedia di Marcinelle ancora richeggia al giorno d'oggi. Con questa rubrica Pronto Mondo, già nei mesi scorsi abbiamo iniziato a farci raccontare la loro vita, la loro esperienza e anche le loro aspirazioni a tantissimi missionari che si trovano in giro per il mondo. Oggi il viaggio del nostro telefono virtuale raggiunge Parigi, la capitale della Francia, dove a risponderci ci sarà padre Giovanni, conosciuto da tutti come Gianni Bordignon, uno scalabriniano originario di Rossano Veneto, la cui intera esistenza è stata un dono verso gli emigranti italiani. Dopo 25 anni di servizio ai minatori italiani in Francia e in Belgio, ora padre Gianni è a Parigi, a servizio di un altro tipo di emigrazione italiana. Un'emigrazione che ha i titoli di studio più alti, un'emigrazione che indossa giacca e cravatta, un'emigrazione per la quale la nostalgia di casa, in fondo, è la stessa. I primi italiani in Belgio ci arrivarono in carrozza. Erano i banchieri fiorentini, venuti per impiantare le loro prime filiali estere. Nei secoli si stabilirono in Belgio, paese rimasto immune dal ciclone del protestantesimo, anche commercianti, imprenditori, artigiani ed esuli politici. Nel Novecento però, dopo le migrazioni dell'élite, in Belgio iniziarono le migrazioni italiane per fame. Il 20 giugno 1946, un'Italia ancora ricolma delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, firmò con il Belgio un protocollo per l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di forniture di carbone. L'immigrazione italiana verso il Belgio fu massiccia. Gran parte tornarono a casa dopo pochi anni, ma in tanti vi rimasero. Elio Di Rupo, primo ministro del Belgio dal 2011 al 2014, figlio di migranti abruzzesi, non è che uno dei tanti eredi di questa storia. Ma l'italiana più famosa del Belgio è sicuramente Paola Ruffo di Calabria, l'attuale regina madre, nata a Forte dei Marmi da una delle più antiche famiglie nobili. Attualmente sono più di 300.000 i residenti in Belgio di origini italiane. Ancora viva e sanguinante la ferita di Marcinelle, 262 vittime, quasi tutti italiani, per la tragedia dell'8 agosto 1956, bruciati vivi in miniera in uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia. Pronto mondo? Siamo in collegamento con Parigi, vicino alla Bastiglia. Ci risponde padre Giovanni Bordignon, uno scalabriniano originario di Rossano Veneto, 74 anni, una vita a servizio degli emigranti italiani. Buongiorno. Allora, padre Giovanni, una vocazione subito giovanile con gli scalabriniani del seminario di Bassano. Perché questa scelta? Perché in gruppo noi ci siamo trovati molto bene a Bassano, abbiamo detto
noi vogliamo vivere insieme, andare avanti assieme. Abbiamo detto noi vogliamo essere preti e quindi a servizio di italiani che andavano all'estero, andavano lontani, che nessuno li accompagnava, e questo ci ha interessato. In che anno è stato ordinato sacerdote? Siamo stati ordinati nel 68 a Bassano del Grappa, quindi non è lontano dalle nostre parti. Abbiamo avuto molta adesione dei nostri parenti e amici, è stata una festa. E poi presto siamo partiti per il nostro ministero, perché eravamo sul posto, abbiamo fatto subito la capacità di servizio degli altri. È stato molto interessante per i giovani preti mettersi al servizio degli altri nelle parrocchie attorno, insomma, e quindi ci ha permesso di prendere coscienza del nostro essere sacerdote al servizio degli altri. Lei è stato per un totale di 26 anni tra la Francia e il Belgio, prima nelle miniere di ferro a Metz, poi nelle miniere di carbone a Charleroi in Belgio, degli emigranti italiani, soprattutto quelli che lavoravano le miniere. Che mondo si è trovato ad incontrare? Esattamente in quel mondo lì mi ci sono trovato, perché ho trovato il mondo veramente operaio, come si dice, che lavorava, che era terra a terra. E in più è un mondo che non conoscevo per niente, perché era un mondo che era andato lontano dal paese, ma per lavorare in una realtà che non conoscevo, che era quella di scendere nelle viscere della terra per estrarre il minerale, e questo comportava un sacrificio enorme naturalmente. Allora nelle miniere della Lorena erano miniere di ferro, questo permetteva di scendere circa al massimo 300 metri sottoterra. Passato le miniere di carbone del Belgio, lì si sapeva che i minatori devono scendere fino a 1000 e oltre 1000 metri sottoterra, e questo mi ha sempre dato una grande tristezza per questa gente che lavorava sottoterra come le talpe. Infatti mi hanno detto da non augurare a nessuno questo lavoro, nemmeno agli animali, alle talpe, che sono animali che lavorano sottoterra, perché è veramente terribile non vedere mai la luce del sole né di giorno né di notte. Poi senza dire che prendevano moltissima polvere che andava direttamente ai polmoni, che li condannava per la vita praticamente. Com'è fare parrocchia per questi fedeli che hanno ancora vicino il ricordo dell'Italia, delle loro parrocchie native? È vero che avevano vicino l'Italia, e difatti quasi tutti una volta all'anno scendevano in Italia. Era realmente un riprendere fiato di quel triste lavoro, ma quello che mi ha impressionato è la loro capacità di solidarietà che ho trovato fra questi operai, la solidarietà specialmente laggiù nella miniera, perché sapevano di essere tutti in una difficoltà enorme, poteva capitare di tutto, ed era prevedibile che volessero uscirne e andare a fare un altro lavoro, e tanti dalla miniera del carbone a 1300 metri al massimo, appunto, che sono andati, desideravano di andare in superficie a lavorare nell'industria. Ho conosciuto gente che hanno detto no, noi abbiamo voluto ritornare nella miniera laggiù perché c'era molta più fraternità e solidarietà che all'esterno. Poi naturalmente il lavoro della miniera è stato terribile, perché c'erano insidie ogni giorno. Gli italiani poi hanno voluto lavorare a cottimo, cioè lavorare a metro, più metri facevano e più guadagnavano. C'è stata quindi una difficoltà anche a livello sociale con i lavoratori belgi, valloni, che non volevano lavorare in una maniera tale che rischiava di provocare ancora più difficoltà a livello lavoro, quanto la polvere specialmente. E lì sono nate molte battaglie dentro le mie stesse. Comunque avevo pacificato questa problematica, si sono data pace a lavorare per cercare di guadagnare il più presto possibile dei soldi e rientrare in Italia, perché non pagati abbastanza bene. Naturalmente c'era chi non resisteva a questo terribile lavoro che era la miniera, e allora volevo uscirne e scappare il più presto. Ciò che non era possibile, perché il contratto era dovuto a rimanere 5 anni al lavoro da miniera prima di uscirne, e tanti purtroppo, non avendo avuto la capacità di resistere, furono rispediti in Italia, mettendoli prima però in una certa prigione a Bruxelles. Comunque il fattore del lavoratore della miniera è stato sempre un fattore che ha impressionato anche la società dove vivevano, perché c'era nata una solidarietà sotto nel lavoro e una solidarietà anche sopra nella vita. I minatori si aiutavano moltissimo fra di loro, vivevano in case molto semplici, povere, diciamo così, fatte o di legno o di ferro,
tanto calore d'estate, tanto freddo d'inverno. E da notare che erano le baracche dei prigionieri che prima lavoravano in miniere prima della fine della guerra, i prigionieri russi e polacchi. Ma lì è nata tanta solidarietà fra la gente ed erano molto contenti di vivere in questa solidarietà, tanto che attualmente dispiacere di aver lasciato quel luogo di fraternità che avevano creato. La diocesi dove operava in Belgio era vicina a Marcinelle, un luogo dove centinaia di operai italiani hanno perso la vita per il lavoro. Com'è essere così vicino? Noi eravamo lì praticamente sul posto come limite geografico. Quando è venuto questo disastro, 3 giorni dopo la venuta di questo gruppo di italiani dalle vacanze, si sono trovati insieme ad andare a lavorare e capitato questo disastro alle 8:15 del mattino, rimasero sotto proprio tutto quel gruppo che erano rientrati a lavorare 2 giorni prima. Noi ci precipitammo con i miei confratelli, naturalmente il famoso padre Sartori, che fu molto conosciuto perché era scrittore pure, si precipitò lì per giustamente poter essere utile, riconoscere, aiutare questa gente, ma naturalmente la catastrofe fu immane, che gli aiuti immediati erano impossibili. Io parlai con diversa gente che fu parte anche della scuola di salvataggio e dissero che purtroppo si resero conto subito che non era più possibile aiutare a rivenire a ritrovare tutti questi minatori, perché non agivano più gli ascensori bloccati da questa catastrofe e non era più raggiungibile le persone perché erano andate il più lontano possibile per non essere prese dalla nuvola del gas che avanzava, il fumo, l'olio bruciato, eccetera. Quindi sapevano che praticamente non avrebbero trovato più nessuno. Infatti qualche giorno dopo praticamente dissero: abbiamo trovato solo cadaveri. Torniamo tra pochissimo, padre Giovanni, una breve pausa per noi. Pronto mondo? Rieccoci. Per Pronto Mondo oggi siamo in collegamento con Parigi, ci risponde padre Giovanni Bordignon, scalabriniano, una vita a servizio degli emigranti italiani. Grazie padre Giovanni. Prego, sono qui pronto per voi. Abbiamo parlato della sua esperienza con i minatori, il ricordo ancora vivo di Marcinelle. 1993 la sua vita cambia perché viene trasferito a Parigi, un servizio e migranti in realtà molto diverse. Poi è stato anche per un periodo a Grenoble, adesso è di nuovo a Parigi. Ci può raccontare com'è cambiata la sua vita e che tipo di persone si trova ad incontrare oggi? Certamente non pensavo mai, infatti avevo rifiutato la mia adesione per Parigi perché mi sembrava che fosse un mondo impossibile a capirsi, passare dal mondo operaio alla realtà di una società di Parigi, una grande città dove tutti sognano solo di andare come turisti, anche sapendo che è una città dove esige le sue capacità di vita e di risposta. Allora mi trovo quasi incapace di rispondere, infatti dissi di no ai miei superiori, però ho detto quello che posso faccio. Con chi opera oggi? Allora lì a Parigi, essendo una società molto di livello, di un certo livello, praticamente la Parigi ha bisogno di essere seguita nella sua vita molto varia, perché la gente è molto varia. Gli italiani sono qui, naturalmente sono delle persone che a servizio di società, di amministrazioni, di istituzioni pubbliche praticamente. Poi c'è anche una categoria di persone ma che si sono un po' fissate nei loro piccoli cittadini attorno a Parigi. Sono stati i costruttori di Parigi dopo la guerra praticamente. Ecco, loro amano ritrovarsi e quella categoria di persone semplici, umili che vengono anche alle nostre celebrazioni e che domandano anche di incontrarsi fra di loro nella loro italianità. Che tipo di emigrante è l'italiano a Parigi oggi? Ecco, oltre a questa categoria di persone molto semplici, c'è questa categoria di persone un po' qualificate, che sono quelli dell'amministrazione pubblica, quindi i figli di queste categorie di persone, di società un po' di benessere, perché sono società che stanno bene, imprese, società di ricerca, negozi, firme particolari, sponsor, come lei può sapere. Ieri per esempio sono stati alla presentazione della Ferrari, l'ultimo tipo di Ferrari. Ecco, immaginate dietro a questa realtà qui c'è una categoria di persone che sta bene, però usufruisce poco dei nostri servizi a livello anche pastorale, però ama avere
avere un contatto, ama avere dei momenti forti, degli incontri. Quindi ci sono persone anche quelle, però bisogna essere capaci di rimanere un po' al proprio posto. Non è facile sempre dialogare con queste persone. Far passare i messaggi è un po' più difficile. Nel corso delle puntate scorse di Pronto Mondo siamo stati a volte anche in grandi città, come la capitale dell'Ecuador, Quito, o la capitale della Corea del Sud, Seul. Nella megalopoli, nella città, chiaramente le dinamiche sono diverse, la pastorale cittadina impone scelte diverse. Com'è fare pastorale? Com'è portare il messaggio di Cristo in una megalopoli in cui tutte le religioni, tutti i popoli e anche le non religioni e i non popoli sono rappresentati? Bisogna avere una grande carica in se stessi, prima di tutto credere veramente che in Gesù Cristo morto nel crocifisso e risorto è la nostra ragione e che dobbiamo anche sapere donarlo agli altri. Ed è questo, non solo saperlo donare, ma essere convinti che è il solo che può risolvere certe situazioni, certe difficoltà di persone che affogano in una società dove non gli permette un pochino di meditare, di pensare a se stessi. Sono immersi in tutti questi affari, in questo benessere che la società propone, che rischiano di non avere mai tempo per loro stessi e poi si trovano magari in situazioni molto delicate, molto difficili. Questo benessere, anche i figli di queste persone che hanno un lavoro qualificato, ecco, sono i figli di tutti, un po' lasciati a loro, un po' hanno in mano tutto. È difficile raggiungere questa realtà di questa categoria di persone e quindi per noi è veramente difficile avvicinarli. La pratica religiosa quindi diventa molto misera per queste categorie di persone. La Francia, un paese dove la laicità è diventata laicismo, in cui l'ateismo di Stato viene propagato anche con violenza, ricordiamo le ultime leggi del governo Hollande. Cosa può offrire la Chiesa per contrastare tutto questo, o se va contrastato tutto questo? Naturalmente loro che affogano in questa società, come diceva il laicista, purtroppo non si rendono conto di questo e allora i nostri giovani che manifestano, almeno alcuni manifestano una volontà di seguire, di ritrovarsi anche fra loro, è difficile avvicinarli a livello religioso, a livello pastorale, a livello sacramentale, molto difficile. Non hanno tempo, i genitori, i figli hanno molte altre distrazioni. Noi troviamo la difficoltà enorme di organizzarci. Non è impossibile perché ci sono alcuni che reagiscono, ma dispiace a non avere questa realtà un po' più numerosa per il nostro far passare il messaggio di una speranza, anche fra questi giovani. La risposta me l'ha già data un po' lei prima, ricordando gli emigranti, ricordando i minatori che insieme facevano fraternità, facevano comunità. Questo modello è possibile nella società e nella Chiesa di Parigi di oggi? Qui nella città, appunto, nella grande megalopoli di Parigi, come altre città che lei ha detto prima, certamente diventa molto più difficile. Se uno non va alla base di se stesso, non trova i suoi valori e la sua educazione cristiana che è ricevuta, è difficile di saper rispondere, perché purtroppo è trascinato da tutt'altre cose. Bisogna essere capaci di inventare momenti diversi, momenti forti. Non abbiamo strutture come in Italia, l'oratorio, il patronato, eccetera. Siamo ospiti anche noi e quindi è un po' difficile un po' raggiungere tutta questa realtà giovanile, per esempio. E questo io spero molto in quel momento particolare dove loro possono incontrare amici che li attirano, che magari in situazioni di relax, come potrebbe essere al momento un concerto o qualche cosa, possono fare amicizia e dire: ma guarda, c'è questo che è interessante, è solo questo qui, ma se no non credo che ci siano altre, almeno per noi qui di Parigi, non ci sono altre occasioni per ritrovare a livello pastorale, a livello religioso. La speranza quindi qual è? La speranza, non disperare prima di tutto da parte nostra e credere che ogni cosa che facciamo il buon Dio ci aiuta a farla passare come messaggio. Perché sarebbe triste guardare solo sulle nostre forze, ci viene meno un po' il coraggio di continuare, ma guarda, c'è poca gente, eccetera. Invece questo mostrare questa gioia del Cristo risorto, diciamo così, questa Pasqua continua, ecco, può essere una provocazione per le persone che incontriamo. Abbiamo bisogno di messaggi appunto da parte di persone
che ci credono prima di tutto loro stessi, e poi facendo passare questo messaggio nel nostro incontro, nell'ascolto, nel parlare, nel dialogare, forse può nascere anche negli altri una speranza e una gioia di poter dire boh, ce la farò, andrò avanti, mi piace questa idea, è simpatico, eccetera. Bisogna lavorare su un'umanità che sa dare attraverso questa umanità un messaggio di speranza. Padre Giovanni, grazie ancora per la sua testimonianza, per l'impegno che ha manifestato in questi anni e che continuerà a manifestare. Speriamo d'accordo, con il sole e la primavera che è nata, sbocciata, auguro a tutti appunto questa capacità di mai scoraggiarsi ma andare avanti perché Cristo risorto è con noi. Grazie Andrea. Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti. L'appuntamento con noi è per la settimana prossima alla stessa ora per un altro viaggio nel cuore dell'uomo, nel cuore della missione. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.